Sei uno chef professionista? Ti innamorerai di Divine Creazioni, perché ogni suo pezzo è diverso dall'altro, perché i suoi formati sono speciali e i suoi ripieni DOP, sapientemente surgelata. Divine Creazioni è la pasta senza uguali. Pentatech Group, soluzioni per il packaging. Orenplast, progettazione e costruzione stampi per materie plastiche, stampaggio di iniezioni di tecnopolimeri e coiniezione con gas inerte. www.orenplast.com, a Massa Lombarda, provincia di Ravenna. Sabato 18 novembre al Centro Culturale Biblioteca Carlo Venturini di Massa Lombarda si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del libro I 50 anni del CT Massa Lombarda, un corposo volume che ripercorre con fotografie, interviste e ricerche minuziose i primi 50 anni del CT Massa Lombarda, già società tennistica massese, dagli inizi della storia di questo circolo, una realtà di provincia sì, ma che grazie alla sua passione, competenza e spirito di sacrificio dei suoi dirigenti e degli sponsor locali che hanno creduto nel progetto è arrivato a ritagliarsi uno spazio nel panorama nazionale del tennis. Un lavoro che è durato quasi 2 anni, grazie poi alla collaborazione di un gruppo di persone. In particolar modo così vorrei cogliere l'occasione di anche perché oggi non era presente per motivi di salute il dottor Renzo Gambi che da esterno ha collaborato con noi per darci una mano nel realizzare questo volume. Un libro che parla di 50 anni di storia di questo circolo tennis che è nato come con un nome diverso, Società Tennistica Massese, e poi è divenuto il Circolo Tennis di Massa Lombarda, nato un po' per scherzo come abbiamo capito dai primi soci fondatori, perché insomma all'età di 30 anni non si poteva più giocare a calcio. Loro hanno fondato questo circolo, andavano a giocare e hanno avuto dal comune soltanto un fazzoletto di terreno e poi loro hanno creato il tutto, ma soprattutto poi si sono presentati in un torneo di calcio col nome di Società Tennistica Massese. In questo modo è nato veramente in maniera un po' singolare quello che è stata la tennistica del Massese, che poi è diventato il Circolo Tennis Massa Lombarda. Quindi i soci fondatori hanno avuto il merito di andare a portare quello che era il tennis che a Massa Lombarda prima non esisteva. Quindi noi poi siamo stati bravi nel raccogliere la loro eredità e di poi sviluppare quello che è stato il vero circolo tennis Massa Lombarda. Quello che mi piace sottolineare è che c'è un filo conduttore che va dai soci fondatori ai giorni nostri, che è un po' stata la passione che ha mosso queste persone e anche le stesse attenzioni che abbiamo prima loro poi noi posto sulle strutture, le strutture del circolo, che nonostante essere strutture di un'amministrazione pubblica, perché fondamentalmente sono del comune di Massa Lombarda, però le abbiamo sempre contribuito a gestirle al meglio e addirittura a migliorarle nel tempo, ecco. Ci tengo a sottolineare, c'è proprio un capitolo nel libro che parla di questa crescita della squadra, addirittura dalla Coppa Italia alla 1, perché di lì siamo partiti, ecco. Quindi poi nel tempo, in 50 anni siamo cresciuti. Domani abbiamo una giornata importante per noi e siamo per il secondo anno del campionato di A1, che è il campionato massimo del tennis. Chi vedrà dopo perché è importante la giornata di domani? È importante la giornata di domani perché ci giochiamo la missione ai playoff e quindi possiamo ambire ad entrare tra i primi 4 circoli italiani fondamentalmente. Quindi tra l'altro domani è un avversario veramente importante che è il Forte dei Marmi, un avversario che ha già vinto 2 titoli italiani, lo scorso anno era comunque in finale per giocarsi lo scudetto. Noi, come dico, ci consideriamo fondamentalmente un piccolo circolo dove tutti ci conosciamo e abbiamo sempre avuto l'abitudine di gestirlo come una famiglia, quindi anche la formazione delle stesse nostre squadre a partire dalla 1 tiene conto di questo aspetto. È vero, c'è un aspetto agonistico, ma c'è anche un aspetto umano, per cui noi è importante comunque
nei weekend, stare insieme ai ragazzi, divertirsi insieme a loro. Mi ha fatto veramente piacere avere, diciamo, tra gli ospiti di oggi nella presentazione del libro i presidenti di altre associazioni, ma anche non soltanto di associazioni sportive come l'atletica e il calcio, ma anche di personaggi che hanno del mondo del sociale. Per cui questo vuol dire che il circolo è comunque vissuto a livello della città fondamentalmente. Riteniamo che questo libro entri forse proprio di diritto a far parte della vita e della storia di questa città, perlomeno la storia dal punto di vista, ripeto, sociale. Tant'è vero che con grande orgoglio abbiamo donato probabilmente il primo libro alla biblioteca comunale Carlo Venturini. Abbiamo piacere che questa testimonianza rimanga proprio qua in biblioteca. Ecco. È stato un tributo a questi soci fondatori che con la loro passione, abbiamo rimarcato più volte questo termine perché è effettivamente l'elemento scatenante di qualsiasi cosa, no? Qualsiasi iniziativa, in qualsiasi settore, nello sport più di tutti. E quindi abbiamo voluto creare questo tributo, abbiamo voluto tirare le somme di questi primi 50 anni ed è sostanzialmente, principalmente, un ringraziamento a quelli che dal 66-67 diedero fuoco alle polveri, diciamo così, e da tempo sentivamo l'esigenza di dire grazie a questi soci nell'ottica di quello che abbiamo poi creato nei 50 anni a venire, insomma, che oggi ci stiamo godendo. Il successo, adesso che sia io a dirlo non sta bene, però ce lo dicono in tanti effettivamente, però il successo è veramente racchiuso in quella parola, passione. Senza di quella non si va da nessuna parte. La passione è stato l'elemento scatenante per iniziare questa avventura e la passione è l'elemento scatenante e che continua a creare quella scintilla tale per cui tutti i volontari che ruotano attorno al circolo tennis di Massa Lombarda si prendano il tempo dalle proprie attività, no? Per costruire qualche cosa di importante. Io lo dico sempre anche con dirigenti di altri circoli: se non c'è un gruppo dirigente che non ha questa scintilla, questa passione che ti permette di sacrificare tempo tuo per il circolo, non si va da nessuna parte. Questo secondo me è l'unico vero motivo per cui il circolo tennis di Massa Lombarda oggi si trova ad operare in questo contesto. 50 anni che vengono celebrati proprio alla vigilia di una nuova era per il CT di Massa Lombarda, perché 2 nuovi campi verranno allestiti a breve. Sì, noi stiamo completando la parte procedurale, se non si verificheranno inaspettate sorprese, ci auguriamo proprio che non si manifestino, il cronoprogramma ci porta la prossima estate ad avere in vista del prossimo campionato i 2 nuovi campi e tutta una zona riqualificata e messa in sicurezza dal punto di vista della viabilità, anche ma non solo, a beneficio del circolo tennis di Massa Lombarda e degli ottimi risultati che sta conseguendo da ogni punto di vista. Nato un po' per gioco, questa struttura ora sta divenendo veramente un orgoglio per tutta la città e tutto il territorio e la nostra regione, per ricordiamolo, il CT di Massa Lombarda è l'unico circolo di tennis che sta militando in A1 regionale. Esatto, ma mi auguro che il libro porti anche qualche riflessione sulle modalità di aggregazione che sono tremendamente cambiate, secondo me non in meglio, in questi decenni. Ci fa riflettere su ciò che oggi appare magari scontato, banale, troppo semplice, e invece racchiude l'essenza della passione, di quei fermenti che nascono nel confronto diretto anche con poco, perché è nato davvero con poco questo circolo tennis, ma grazie alla passione di persone che volevano stare insieme, che non si accontentavano di ciò che oggi l'informatica, la tecnologia ci offre, che non c'era, ma privilegiavano i rapporti umani guardandosi in faccia. Ecco, questo libro, dopo 50 anni, mi auguro che riproponga queste modalità di aggregazione e di socializzazione, in particolare con e per i più giovani. Bruno Forini, che si tiene ben stretto questo libro dedicato ai primi 50 anni del CT Massa Lombarda. Perché lo tiene così stretto questo libro? Lo tengo così stretto perché ho dei bellissimi ricordi e ci ho passato una vita.
E oggi è stato definito uno dei giocatori più rappresentativi del CT Massa, insomma un bel onere e onore sulle spalle. Dunque, sono stato uno dei primi, perché i soci fondatori di quelli che hanno fondato il Circolo Tennis Massa Lombarda, che l'hanno anche costruito, sono stato uno dei primi ragazzini a essere interpellato e così ho iniziato a giocare, e poi dopo la passione naturalmente c'era, e così ho iniziato a giocare e piano piano, forse anche un po' di fortuna nella vita ci vuole, la passione, la costanza, così la determinazione mi hanno portato a ottenere qualche buon risultato. È sempre una cosa bellissima a un certo momento trovarsi con questi signori, questi ragazzi che ormai erano ragazzi e oggi sono uomini ben maturi, e quindi è un certo momento che portano avanti questa attività con tanta passione. E vedi, noi ci siamo lasciati coinvolgere da questa passione, guardando avanti e guardando tutto ciò che stanno facendo, perché va bene, certamente oggi godiamo della 1, ma alla 1 ci si è arrivati attraverso un lavoro che viene avanti da anni, e quindi pertanto noi, quando abbiamo fatto questa scelta, abbiamo guardato in faccia le persone, ci sono piaciuti e ci siamo messi con loro di fianco, e per quello che possiamo li aiutiamo a livello economico. Poi Giancarlo è un fan del tennis e lui indubbiamente la sente molto di più, ma anche Paolo in certo momento è molto orgoglioso di continuare questa opera di sponsorizzazione di questo circolo, che a Massa è ancora un gran circolo. Grazie all'impegno del Circolo Tennis Massa Lombarda c'è la possibilità di vedere il grandissimo tennis gratuitamente, tant'è che domani ci giocheremo una partita importante che consente l'accesso alle semifinali a livello nazionale nel campionato di Serie 1, e vedremo in campo sicuramente Lorenzi, che attualmente è il numero 43 al mondo. Probabilmente con loro giocherà anche Struffa, un giocatore tedesco che è nei primi 50 giocatori al mondo, quindi parliamo del top del tennis mondiale, e tutto questo grazie al lavoro di un piccolissimo circolo che mette davvero tanta passione e impegno in questa avventura, insomma. Dunque diamo per la cronaca i risultati della citata partita del 19 novembre in casa, valevole per le semifinali play-off. Travaglia ha battuto con soddisfazione Lorenzi, numero 43 della classifica mondiale, e per la seconda volta in meno di un mese, ma il CT Massa Lombarda alla fine ha ceduto in casa. Lo sgambetto sorpresa alla capolista non è riuscito e il Circolo Tennis Massa Lombarda ha chiuso la sua seconda avventura nel campionato di Serie 1 maschile, rimediando la prima battuta d'arresto. Infatti nella sesta e ultima giornata la formazione romagnola sui campi del CT Villa Bollis a Barbiano di Cotignola in provincia di Ravenna ha ceduto per 4-2 al Tennis Club Italia Forte dei Marmi, che ha rispettato il ruolo di favorita del girone 3 e con il primo posto in classifica ha staccato il pass per le semifinali play-off. Mentre il team targato Orenblast con la seconda posizione messa al sicuro già in precedenza si è garantito la permanenza in categoria senza dover passare ai play-out, destino riservato invece alle formazioni terze e quarte classificate dei 4 gironi in cui si articola la massima serie A1, 16 club partecipanti. Ed ora si guarda come sempre al futuro, come infatti ben sottolinea il commento a caldo della partita da parte del presidente Campomori. Obiettivo raggiunto e ora pensiamo al 2018.